L'attenzione oggi è tutta verso Gaspare Spatuzza, al processo sulla trattativa Stato e mafia nell'udienza che si celebra a Roma. Per interrogare l'uomo che ha svelato le nuove verità sulla strage di Via D'Amelio si è mosso anche il PM Nino Di Matteo, presente nell'aula bunker di Rebibbia, per l'interrogatorio davanti alla seconda corte d'assise di Palermo. Di Matteo recentemente ha ricevuto gravi minacce da parte di Totò Riina, imputato nel processo e che segue le udienze in videoconferenza dal carcere di Milano. Accanto a Di Matteo il procuratore di Palermo Vittorio Teresi, sostituti Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene. La deposizione di Spatuzza è stata preceduta da una schermaglia processuale tra la difesa dell'ex senatore Dell'Utri tra gli imputati e i PM. Il difensore di Dell'Utri, l'avvocato Giuseppe Di Peri, ha chiesto che venga depositato agli atti del processo il verbale illustrativo della collaborazione di Spatuzza, una mossa finalizzata a dimostrare l'inattendibilità del pentito, che non ha parlato nella dichiarazione di intenti imposta dalla legge ai collaboratori di giustizia delle notizie apprese dal boss Giuseppe Graviano su Dell'Utri e Berlusconi. Per il legale Spatuzza ha parlato delle circostanze riferite da Graviano dopo i 180 giorni che la legge indica come termine massimo entro il quale i pentiti devono dire all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza. Le dichiarazioni tardive vennero bollate dalla Corte d'Appello di Palermo, che condannò Dell'Utri nel 2010 per concorso in associazione mafiosa e che stigmatizzò il comportamento di Spatuzza dichiarandolo inattendibile. La procura ha depositato un verbale illustrativo aderendo all'istanza del legale, ma il difensore ha sostenuto che quello prodotto dai PM non è il verbale da lui richiesto, esistendone uno precedente. La procura ha replicato che quello a cui il legale alluso è solo il primo verbale di interrogatorio reso dal collaboratore, non il verbale di intenti. Dal canto suo il superpentito di Cosa Nostra Spatuzza, ripercorrendo l'omicidio di Don Pino Puglisi avvenuto nel settembre del 93, ha sostenuto che il religioso si era intromesso in attività che controllava Cosa Nostra e per far capire chi comanda Don Puglisi ne ha pagato le conseguenze. Abbiamo iniziato delle osservazioni, ha detto Spatuzza, poi abbiamo infiltrato nell'associazione di Don Pino Puglisi una persona. Io certo non potevo farlo perché in chiesa non ci andavo e la mia presenza poteva dare sospetti. Spatuzza parla anche dei preparativi per la strage di Via D'Amelio e torna sull'autobomba dicendo che c'era anche uno sconosciuto, un personaggio misterioso alla consegna dell'auto, una Fiat 126, che Spatuzza aveva rubato e che sarebbe stata poi utilizzata il 19 luglio del 92 per uccidere Borsellino. La consegna della macchina sarebbe avvenuta in uno scantinato alla presenza di Fifetto, Cannella, Antonino Mangano e Renzino Tinnirello, più un'altra persona che Spatuzza asserisce di non conoscere. L'ho sempre descritto come un negativo sfocato di una fotografia, non era ragazzo, forse sulla cinquantina, ma posso dire al 100% che non era persona di mia conoscenza e appartenente a Cosa Nostra.